Buonasera a tutti, G-Science TV, siamo a esattamente 0 gradi e 42 minuti sotto l'equatore, a 76 gradi ovest. Siamo in Amazzonia, un'Amazzonia biodiversa, un'Amazzonia ricchissima di diversità biologica con la presenza di popoli indigeni e popoli indigeni non contattati. Siamo in missione Master G-Science a fare la cosiddetta ground truth, ossia la verifica al suolo delle immagini e delle analisi telerilevate. Come potete vedere siamo in una zona molto particolare, siamo esattamente in una piattaforma petrolifera tra la via Auca in Ecuador e il Parco Nazionale Yasuni. Alle mie spalle potete vedere un cosiddetto mecheros, ossia un flare, un gas che viene combusto in seguito alla separazione del petrolio che qui viene estratto. Ecco, siamo qui a fare ground truth, dicevo, nel senso che abbiamo come gruppo di ricerca Unburnable Carbon del Master G-Science, abbiamo messo in piedi una ricerca che si basa sull'analisi di immagini satellitari di infrarosso termico che ci permette di identificare e di mappare i cosiddetti flares, i cosiddetti gas flares in zone remote dove non si può arrivare. Per cui dopo un'analisi che sta conducendo il nostro tesista Francesco Facchinelli, siamo qui armati di moto, GPS e macchina fotografica cercando di raggiungere esattamente i punti che risultano presenti come flare nelle analisi multispettrali dei satelliti che abbiamo a disposizione. E come vedete abbiamo una fiamma che sta bruciando alle mie spalle, si tratta sostanzialmente di gas separato durante la fase di processamento del petrolio una volta che viene estratto. Oltre al gas che vedete, che brucia sostanzialmente in maniera permanente e perenne, abbiamo delle vasche che contengono dei reflui industriali, prodotti di scarto della produzione petrolifera. Principalmente abbiamo acque di produzione e idrocarburi che qui vengono convogliati. Siamo nella parrocchia d'Ayuma, a circa 45 km dalla città Francisco de Orellana, e stiamo ora rientrando. Grazie per l'ascolto e ci vediamo a Coca.